Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento. Prima di cominciare io voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, perché questa è la nostra prima uscita a Vittorio Veneto come nuovi orizzonti, ma anche come Fondaria Civica, che è una bellissima associazione di ragazzi giovani. Abbiamo avuto anche la collaborazione dell'AIOS, che ci fa un gran piacere. Abbiamo avuto anche la collaborazione da parte di parecchie associazioni di categoria, di associazioni culturali, quindi associazioni del terzo settore, che ci hanno aiutato nel promuovere la serata. Perché ho organizzato questa serata? Noi riteniamo che la nostra società, che tanti dicono essere una società malata, ma dico una gran verità, abbia bisogno in qualche misura di riflettere in occasioni come queste, partendo dal presupposto che si deve partire dalla persona. Quindi stasera abbiamo pensato di parlare di etica, perché l'etica è un qualcosa che riguarda tutti noi. Sembra sia un tema alto, invece noi tutte le mattine quando usciamo di casa abbiamo comportamenti più o meno etici, abbiamo comportamenti che impattano sulle persone che ci stanno vicino, abbiamo comportamenti che impattano su altri, penso ad esempio alle imprese, hanno comportamenti che impattano sui loro dipendenti sì, ma anche sui loro clienti, ma anche sull'ambiente e via di seguito. Noi in questa occasione parliamo di etica, prossimamente parleremo di legalità, che è una cosa che si sposa molto bene con l'etica. Poi parleremo anche di giovani, perché avremo l'ambizione come associazione di aiutare i giovani del nostro territorio ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il divertimento glielo garantiscono altri, noi vorremmo aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro, a trovare la loro strada. Parleremo anche di valore economico del terzo settore, una realtà molto importante, qui da noi magari un po' meno sviluppata che in altri luoghi, ma non ancora da molto lontano. Basta pensare che a Castelfranco Veneto c'è un consorzio che si chiama Il Concerto, che dà lavoro a 1600 persone, 1500 e fattura 65 milioni di euro e occupa tra l'altro oltre 400 ragazzi portatori di etica. Quindi è una realtà importante che si potrebbe sviluppare anche qui da noi. Sempre qui da noi cercheremo di parlare di classe dirigente, è un problema della società italiana, ma da noi non fa differenza. Io sono convinto che una comunità che voglia crescere, Vittorio Veneto ha la possibilità di crescere, deve essere governata da classi dirigenti che devono essere etiche e amanti della legalità. Se non faremo questo non avremo mai comunità con la C maiuscola. Stasera abbiamo chiamato ad essere tra noi 3 interlocutori importanti, che in qualche misura avremmo così l'ambizione ci dessero un po' il quadro di come si può essere etici facendo impresa, ma più di altri ci interessa anche avere il parere della nostra guida pastorale, Sua Eccellenza Monsignor Pizziolo, al quale io do volentieri la parola. Ringrazio anche il dottor Alessandro Profumo che è voluto essere qua tra noi, viene da Milano, Monte di Pasqua poi il Prolumini ce l'ha, quindi finito il convegno torna via. Il dottor Guardanica, che è presidente degli industriali di Treviso, che bene o male sappiamo essere una persona molto sensibile a questi temi pur facendo l'imprenditore, e a coordinare i lavori c'è Roberto Papetti, il direttore del Casentino, che è il giornale del Nord-Est. Se Sua Eccellenza vuole venire qua farà il suo intervento e poi dopo saliranno anche gli altri. Buonasera a tutti. Dico subito, piccolo equivoco forse nell'intendimento, io avevo visto relatori, quindi ero preparato una relazione, poi era previsto più di rispondere a domande e quindi all'ultimo minuto hanno detto lei faccia la sua relazione, poi gli altri intervengono anche su domande, cioè, vabbè, ormai è andata così. Io davanti a questo titolo cercherò di essere contenuto. Etica, finanza e impresa sono compatibili? Così mi sono posto la domanda seriamente. Sono compatibili perché è una domanda che sorge spontanea per il presente, ma ancora più per il futuro, stando il fatto che molti, secondo molti, la crisi finanziaria
ed economica che noi stiamo vivendo è figlia di una mancanza di etica da parte del mondo della finanza. Adesso non sono in grado di dire sì o no, comunque questa si sente ripetutamente dire. È possibile allora far sì che la finanza e l'impresa si comportino in modo etico? La risposta a questa domanda non è facile, anzi una prima reazione immediata potrebbe essere di tipo negativo, specialmente per la prima, cioè per la finanza. Finanza e etica sarebbero per qualcuno due mondi di per sé inconciliabili, per altri invece la conciliazione può esistere, però sorge un secondo problema: stabilire il giusto e l'onesto nel mondo dell'impresa e del mercato finanziario. Ora, l'esigenza di affrontare e risolvere questo problema non è nuova. A più riprese tale esigenza compare, io mi limito a fissare lo sguardo compare nei documenti del Magistero cattolico che costituiscono i testi base della cosiddetta dottrina sociale della Chiesa. Penso ad esempio fra i tanti all'enciclica Populorum Progressio, lo sviluppo dei popoli di Paolo VI più di 40 anni fa. In essa già allora si evidenziava la necessità che l'economia, impresa e finanza non facesse perdere di vista l'uomo e non avesse come criterio esclusivo gli aspetti materiali del profitto. Inoltre Paolo VI auspicava che la vocazione insita nell'uomo verso lo sviluppo e il progresso si realizzasse in modo integrale sia rispetto alle singole persone, sviluppare cioè tutte le dimensioni dell'essere umano, sia rispetto a tutti i popoli del mondo, tutto l'uomo e tutti gli uomini, mettendo fine alla spirale diabolica per cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Bene, questi temi che hanno a che fare con l'impegno di stabilire il giusto e l'onesto nel mondo dell'impresa e del mercato finanziario, questi temi sono al centro anche dell'enciclica sociale di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, penso almeno nominale tutti l'hanno sentita, no? Molti credo che l'abbiano anche letta. E questi temi costituiscono come un filo rosso che percorre tutta la dottrina sociale della Chiesa. Ecco, sappiamo dalla storia che la pratica di prestare denaro a interesse è stata una pratica condannata e rifiutata per molti secoli dalla morale cristiana. Ricordo che ancora nel 1745 Papa Benedetto XIV sosteneva che il denaro andava prestato gratis, gratuitamente, memore del detto evangelico mutuum date nihil inde sperantes, date reciprocamente senza sperare nulla in ricambio. Le mutate condizioni socio-economiche dell'epoca hanno portato il Magistero della Chiesa a riconoscere nel secolo XIX, quindi nel 1800, che il denaro poteva essere prestato per scopi produttivi e a un giusto interesse. E anche qui la difficoltà si sposta, consiste nel determinare che cosa sia giusto chiedere in cambio del prestito concesso per non cadere nel ricatto dell'usura, una piaga che purtroppo sappiamo bene tutt'altro è scomparsa dalla nostra società. Ecco, da questo cenno che ho fatto al prestito di denaro a interesse si comprende anche un'altra cosa. Sulle questioni dell'economia e della finanza, la visione che nasce dalla fede cristiana, cioè dall'accoglienza del Vangelo di Gesù, si muove avendo certamente dei punti fissi di riferimento, cioè i comandamenti che ci vengono dalla rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento: non rubare, non desiderare le cose degli altri, ama il prossimo tuo come te stesso. Si muovono certamente avendo come riferimento, e tuttavia su questi aspetti, diciamo, più pratici della dottrina sociale, della morale sociale, le concretizzazioni di questi comandamenti non sono già scritte, per certi aspetti essi devono essere cercate tenendo conto dei cambiamenti
delle condizioni sociali ed economiche del vivere umano. L'esempio che ho fatto è illuminante, no? Cioè, se è e resta vero sempre che non devi rubare, ecco, si tratterà di capire a che cosa impegna concretamente noi uomini d'oggi questo comandamento. L'esempio del cambiamento registratosi nella visione cristiana riguardo all'uso di prestare denaro interesse mi sembra appunto illuminante. Anche il modo di trattare questi aspetti è maturato progressivamente, matura progressivamente a seconda anche dei cambiamenti sociali, economici che ci sono. Bene, l'attenzione al rapporto tra economia ed etica è un problema che oggi non è esclusivamente della morale sociale e dell'ordine sociale della Chiesa, è un rapporto è una questione, un'attenzione condivisa anche al di fuori del mondo ecclesiale. In varie università statali si propongono agli studenti corsi specifici su etica e finanza o corsi di laurea in cooperazione internazionale per lo sviluppo o simili. Il tema è assai scottante per la molteplicità dei punti di vista etici da prendere in considerazione e per la complessità delle strumentazioni finanziarie oggi esistenti. Io non ho assolutamente né la competenza né la presunzione di essere un esperto su queste cose. Mi limiterò quindi a proporre alcune riflessioni sul rapporto etica, finanza e impresa che traggo dalle profonde e per certi aspetti innovative riflessioni che troviamo nella Caritas in Veritate, un testo del 2009, molto recente, quindi non così approfondito subito, era scorso dopo, poi è rimasto poi, e credo che valga la pena. Ecco, primo punto che io tocco, la chiamo così, la coestensione fra etica ed economia. Coestensione, cioè la dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene tuttora che la giustizia riguarda tutte le fasi dell'attività economica, nessuna esclusa. Perché? Perché questa, l'attività economica, ha sempre a che fare con l'uomo e con le sue esigenze. Quindi non c'è un terreno neutro, una terra di nessuno. L'etica è coestensiva all'economia, l'economia è coestensiva all'etica. Il reperimento delle risorse, i finanziamenti, la produzione, il consumo, tutte le altre fasi del ciclo economico, tutte hanno ineluttabilmente implicazioni morali. Possiamo dire che ogni decisione economica ha una conseguenza di carattere morale. Lo diceva anche il presentatore Gallino. Tutto questo trova conferma anche nelle scienze sociali e nelle tendenze dell'economia contemporanea, non è che sia una trovata del Papa. Forse un tempo era pensabile affidare dapprima, dice l'enciclica, era pensabile affidare dapprima all'economia la produzione di ricchezza, secondo l'assioma gli affari sono affari, per assegnare poi alla politica il compito di distribuirla. Bene, oggi tutto ciò risulta estremamente difficile, credo impossibile, dato che le attività economiche non sono più costrette dentro limiti territoriali, mentre l'autorità dei governi continua ad essere soprattutto locale. E quindi le leggi devono toccare ecco, fin dall'inizio i canoni della giustizia devono essere rispettati, fin dall'inizio, mentre oggi tendenzialmente queste due cose vengono disgiunte. Il processo economico è una cosa, la politica deve essere capace di poter governare anche o dire qualcosa anche sui processi economici. Di qui la necessità, dico, di leggi giuste, di forme di ridistribuzione guidate dalla politica e di opere che rechino impresso, dice l'enciclica, lo spirito del dono. Ecco, tornerò su questo punto. Quindi, un primo punto, la coestensione tra etica ed economia. Secondo, la realtà del mercato e le condizioni per un suo sviluppo positivo. Questa istanza che l'attività economica debba essere retta fin dall'inizio e sempre coestensivamente da leggi giuste e quindi guidata da un'etica, nasce da questa convinzione che il mercato
non è in se stesso una realtà neutra o negativa, ma positiva. Leggo qualche passaggio. Il mercato, se c'è fiducia reciproca e generalizzata, è l'istituzione economica che permette l'incontro tra le persone in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi per soddisfare i loro bisogni e desideri. E poco dopo dice: la società non deve proteggersi dal mercato come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse ipso facto la morte dei rapporti autenticamente umani. A volte ci sono queste forme massimalistiche, no? di demonizzazione. No, non è vero. È certamente vero che il mercato può essere orientato in modo negativo, ma non perché sia questa la sua natura, bensì perché una certa ideologia lo può indirizzare in tal senso. Così si può riuscire a trasformare strumenti di per sé buoni in strumenti dannosi, come il mercato che di per sé è uno strumento buono. Ma è la ragione oscurata dell'uomo a produrre queste conseguenze, non lo strumento di per sé stesso. Perciò non è lo strumento mercato ad essere chiamato in causa, ma l'uomo, la sua coscienza morale, la sua responsabilità personale e sociale, etica. Quindi, anzitutto, la realtà del mercato ha una sua nativa positività. E tuttavia, questa nativa positività del mercato non può essere conservata e non si può evitare che essa si rovesci in realtà distruttiva per le persone, ma anche paradossalmente per il mercato stesso. Può essere conservata nella sua positività solo a patto che vengano mantenute alcune condizioni. Ecco, io ho raccolto queste condizioni in questo ordine. La prima condizione è che il mercato, e quindi la finanza e tutto quello che ne va dietro, l'economia in genere, non si limiti alla pura giustizia che il testo chiama commutativa. Giustizia commutativa. Io ti do tanto, tu mi dai tanto. Dice, la Chiesa ha sostenuto che c'è una giustizia anche retributiva e una giustizia sociale, non solo quella commutativa. Il mercato, cioè lasciato al solo principio della equivalenza di valore dei beni scambiati, io ti do tanto, tu mi dai tanto, non riesce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno, cioè il mercato ha bisogno di un patto sociale. Non può stare in piedi da solo se non c'è questo contesto, e da solo non riesce a produrla, quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzionare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la sua funzione economica, neanche economica. Ma è vero, non lo dice solo, tornerò alla fine, non lo dice solo la ragione morale, lo dice la ragione economica. Ed oggi questa fiducia è venuta. Prima condizione, che il mercato non si limiti alla pura giustizia commutativa. Secondo, questo comporta che il mercato non si isoli dalla questione del bene comune, quindi non si separi l'economia dalla politica, quello che tornavo già a dire prima. No? L'attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della logica mercantile, non può. La logica mercantile va finalizzata al perseguimento del bene comune. Ecco, giustizia commutativa, ok? Anche giustizia distributiva e giustizia sociale va finalizzata al perseguimento del bene comune, di cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica, e cui il rapporto tra economia e politica un po' disgiunse. Pertanto va tenuto presente che è causa di gravi scompensi separare l'agire economico, a cui spetterebbe solo produrre ricchezza, da quello politico, a cui spetterebbe di perseguire la giustizia mediante la redistribuzione. Non funziona. La Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerarsi antisociale, individualistico. L'agire economico ha una nativa dimensione sociale e deve essere mantenuta, non negata. Il mercato non deve perciò diventare di per sé il luogo della sopraffazione del forte sul debole, perché alla lunga collassa anche il mercato stesso. Terza condizione, è necessario di conseguenza immettere nell'attività economica
i principi della gratuità e del dono. È uno degli aspetti più originali della Caritas in Veritate, che sembra quasi una bestemmia alle leggi economiche, invece proprio i correnti economici attuali la perseguono e ne mostrano la verità. Dice: la dottrina sociale della Chiesa ritiene che possano essere vissuti rapporti autenticamente umani, di amicizia, di socialità, di solidarietà e di reciprocità anche all'interno dell'attività economica e non soltanto fuori di essa o dopo di essa, con lavoro, affari e affari. Dopo andiamo a bere caffè insieme, siamo amici. No, anche dentro. La sfera economica non è né eticamente neutrale né di sua natura disumana e antisociale. È una scommessa forte. Non è facile sottoscrivere frasi come queste, perché spesso sembra che la sfera economica sia disumana e antisociale per eccellenza. No, dice, non è così. Essa appartiene all'attività dell'uomo e proprio perché umana deve essere strutturata e istituzionalizzata eticamente. Poi la traduzione non è sempre così facile, però è importante non perdere di vista questo. La grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo in questo tempo di globalizzazione resa ancora più esigente dalla crisi economico-finanziaria che viviamo, è dimostrare a livello sia di pensiero sia di comportamenti che non solo i tradizionali principi dell'etica sociali, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità, non possono venire trascurati e attenuati. Quelli certamente, ma non solo questi. Ma anche, ecco la sfida, che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica. Ciò è un'esigenza dell'uomo nel momento attuale, ma anche un'esigenza della stessa ragione economica, non della stessa ragione teologica, della stessa ragione economica. Si tratta di un'esigenza ad un tempo della carità e della verità razionale. Io credo che questo è uno dei testi più forti e credo più profetici, e credo che per me, io sono convinto che è vero. Allora, ecco, le condizioni. Il mercato non si limita alla pura giustizia commutativa, che non si isoli dalla questione del bene comune, è necessario mettere nelle attività economiche i principi della gratuità e del dono. Guarda, un'indicazione che ne deriva: valorizzare le forme di gratuità e di dono già presenti nella società. Non è che bisogna metterle perché non ci sono già, e sono tutte quelle forme di produzione economica che si basano su questo aspetto della socialità, no? Dice, in altre parole, sia il mercato che lo Stato devono favorire la presenza di realtà imprenditoriali che in condizioni di pari opportunità possano liberamente operare perseguendo fini istituzionali diversi rispetto al puro profitto. Accanto all'impresa privata orientata al profitto, che ha pienamente diritto di esserci, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono infatti poter trovare spazio di espressione quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. L'enciclica appunto evidenzia quelle forme di attività economica che si regolano secondo principi diversi. Sono le attività non profit, anche al di là del cosiddetto terzo settore, il commercio equo e solidario, le attività mutualistiche e sociali, il microcredito, la cosiddetta economia civile e di comunione, che in questi ultimi decenni sono apparse in molteplici forme e che spesso sono guardate un po' con sospetto dal mercato tradizionale. Ecco, però il Papa dice: auspico che si promuovano soggetti che liberamente scelgono di regolare il proprio agire a principi diversi da quelli del puro ed esclusivo profitto, senza per ciò stesso rinunciare a produrre valore economico, con un criterio diverso. Le tante espressioni di economia che traggono origine da iniziative religiose e laicali dimostrano che ciò è concretamente possibile. Ecco un'altra concretizzazione. L'ultima condizione è la necessità di cambiamenti profondi anche nel modo di intendere l'impresa.
Qual è il rischio oggi dell'imprenditorialità? È che l'impresa risponda esclusivamente a chi in essa investe, finendo così per ridurre la sua valenza sociale. E questo è quanto mai evidente, no? Nelle imprese che sono di proprietà di chi? Dei fondi di investimento. Io prendo la Dolomite di Trichiana, no? È proprietà di fondi di investimento. Chi sono quelli di investimento? Volti anonimi. Che valenza sociale possono avere? Nessuna. Non interessa la fabbrica di Trichiana a uno che è nello Utah o in Indonesia. Oppure forme di delocalizzazione selvaggia o senza... non che la delocalizzazione sia negativa in sé, però dipende in modo. Oppure, dice, contro questo rischio di perdere la valenza sociale, occorre dilatare la consapevolezza circa la necessità di una più ampia responsabilità sociale dell'impresa. E qui, per certi aspetti, nel nostro Veneto, con le nostre tante imprese che sono radicate nel territorio, dovremmo essere favoriti, però il problema è che riusciamo a superare questa fase. Ecco, finisco dicendo quest'ultimo punto: la valenza anche economica di questi principi etici. Quello che mi ha colpito e che credo che sia utile anche dire è che queste valenze non sono religiose, quindi va bene, valgono solo. Il Papa ha la pretesa che quanto egli afferma abbia una valenza, un valore come tale per tutti, sia universale. La dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono, leggo questo passaggio, che soprattutto oggi le scelte economiche non facciano aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza e che si continui a perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro e del suo mantenimento per tutti. Tutti sottoscriviamo questa roba qua. Le esigenze della persona e le esigenze della giustizia. A ben vedere ciò è esigito anche e proprio dalla ragione economica. Quindi non è tu, anima bella, che sei devoto e fai... No, è proprio la ragione economica che ti dice questa è la strada, che non ci sia una divaricazione eccessiva nella ricchezza. C'è un libretto che ho letto molto di Berselli, morto, L'economia è giusta, e dice la prima ragione della crisi economica è proprio la divaricazione della ricchezza, tra ricchezza e povertà. E lui che scriveva sull'Espresso citava proprio Calida Veritate e tentazione di girare questo è emblematico. L'economia è giusta, non mi ricordo che l'editrice. Ecco, e dice, a ben vedere, cioè esiste anche della ragione economica, l'aumento sistemico delle ineguaglianze tra gruppi sociali all'interno di un medesimo paese e tra le popolazioni di vari paesi, ossia l'aumento massiccio della povertà in senso relativo, non solamente tende a erodere la coesione sociale e per quella via mette a rischio la democrazia, ma ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del capitale sociale, ossia di quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità e di rispetto delle regole indispensabili ad ogni convivenza sociale. È sempre la scienza economica a dirci che una strutturale situazione di insicurezza genera atteggiamenti antiproduttivi. Va poi ricordato che l'appiattimento delle culture sulla dimensione tecnologica, se nel breve periodo può favorire l'ottenimento di profitti, nel lungo periodo ostacola l'arricchimento reciproco e le dinamiche collaborative, riduce la società a un deserto. Ecco, mi fermo qui. Il numero 32 molto interessante, mi ha molto colpito. A proposito, mi viene in mente un piccolo particolare che proprio ho sentito ieri l'altra sera in un incontro con l'osservatorio socio. Un intervento, mi ha fatto venire in mente un intervento del Papa, Papa Francesco. Quando siamo andati alla visita dell'Imina, abbiamo fatto l'incontro con lui, eravamo in 8, perché altri 8 avevano fatto l'incontro prima, e lui è uscito con questa osservazione e dice: sono molto preoccupato
per la situazione, perché questa situazione nella storia ha sempre dato origine a guerre. Sarà difficile guerre, però questa situazione in cui le condizioni economiche superano un certo, come dice qua, non mette a rischio la democrazia, mette a rischio la coscienza, l'unione, la coesione sociale, genera una guerra. Non sarà una guerra mondiale di popoli perché contro chi andiamo a combattere, ma una guerra all'interno di noi. O si creano le condizioni. Credo che è la ragione stessa ad essere provocata da queste. L'ultimo pensiero è questo: ciò a cui si deve mirare, mi pare, è che nel mondo economico aumenti la tendenza a superare la logica del puro mercato, trago le conseguenze, e si adotti ad esempio l'ottica del lungo periodo, che rappresenta un comportamento etico positivo rispetto alla ricerca del profitto ad ogni costo subito. Un'ottica di lungo periodo obbliga a una logica di sostenibilità, mentre un'ottica di breve periodo può sì puntare a grossi vantaggi nell'immediato, ma solitamente porta a conseguenze negative in tempi più lunghi. Se si guardano le cose, mettiamo caso, dal punto di vista ambientale e ecologico, un'ottica di lungo periodo richiede la conservazione, l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, altrimenti se si consuma o si inquina troppo le risorse vengono esaurite e quindi alla fine vengono compromesse sia le capacità di operare dell'impresa sia la vita stessa, tutto. L'impegno dunque è di riportare l'economia e in genere la finanza, l'economia in genere e la finanza in particolare, a una dimensione umana e sociale, proprio per questo una dimensione etica. Ecco, concludo velocemente così. Scusate la fretta, l'ho dovuto sintetizzare, è un contributo, ripeto, che fa riferimento al testo della Caritas in Veritate, che però penso che possa essere utile e illuminante per l'argomento che affrontiamo. Buonasera. Si sente? Sì. No. Ecco, perfetto. Buonasera a tutti. Monsignor Pizziolo ci ha fornito alcuni flash, alcune considerazioni, alcuni stimoli per questo dibattito. Una delle cose che ci ha detto all'inizio è che, ed ha sottolineato con una certa forza, per la dottrina della Chiesa il mercato non è una dimensione negativa, anzi è una dimensione positiva, quando però non viene manipolato da quella che lui ha definito la ragione oscura degli uomini. Ora noi veniamo da un lungo periodo, in cui la sensazione, ma non solo quella, è che questa ragione oscura abbia avuto il predominio sulle valenze positive del mercato. Forse quelli che gli economisti chiamano gli animal spirit hanno esercitato la loro funzione animale in un modo un po' eccessivo. E allora io volevo partire da qua chiedendo ad Alessandro Profumo, che oggi è il presidente del Monte dei Paschi, ma come probabilmente quasi tutti voi sapete è stato a capo di Unicredit di cui ha guidato lo sviluppo all'estero, rendendo la più grande banca italiana, considerando appunto la sua presenza internazionale, che prima ha avuto un'esperienza di grande importanza in una delle più importanti società di consulenza mondiali, la McKinsey, se non sbaglio. Volevo che dal suo osservatorio privilegiato
provasse e alla luce delle considerazioni che sono state fatte, a raccontarci che cosa è successo secondo lui in questi anni. Erano le regole che mancavano? E se mancavano le regole, quali erano queste regole che mancavano? È stata una sorta di degenerazione collettiva di questa appunto della ragione oscura degli uomini? È stata, altro elemento su cui si è soffermato più volte il Monsignore, una sudditanza eccessiva della politica rispetto alla finanza e all'economia, o forse tutte queste cose insieme? Tanto grazie a Monsignor Pizziolo, perché la sua introduzione credo che sia estremamente utile al dibattito di questa sera, e poi, se posso, ritorno su un pezzettino della mia vita in Unicredito quando abbiamo fatto la fondazione, perché voglio raccontare un po' il dibattito, la fondazione che stava avendo di Unicredito, non quella a monte, che c'era stato al nostro interno su questi temi. Ma tu dicevi se sono mancate le regole. Io credo che siano mancate un insieme di fattori. Certamente sono mancate in parte le regole. Ricordiamoci peraltro che in questi ultimi anni le regole in Europa sono cambiate molto, e credo in modo positivo. Sono mancati i controlli, perché avere regole senza controlli obiettivamente è una cosa che non funziona, e sapete, ad esempio, adesso si sta dibattendo di questo fatto di avere la Banca Centrale Europea che svolgerà la supervisione sulle più grandi banche d'Europa. Credo che sia un altro passo estremamente importante, ma a mio giudizio sono anche mancati i comportamenti etici, nel senso che noi possiamo avere sì le regole, possiamo avere i controlli, ma è anche necessario che poi ci sia un modo di vivere l'operatività quotidiana che porti al proprio interno un sistema valoriale forte e dei comportamenti che siano coerenti con quel sistema valoriale. Quindi credo che non possiamo avere soltanto una richiesta di interventi dall'esterno, credo che anche ognuno di noi debba poi interrogarsi nei propri comportamenti quotidiani come quanto è stato coerente con dei valori che dichiara che sono fondamentali per interpretare correttamente quelle regole. Devo dire che sentendo Monsignor Pizziolo ho avuto ogni tanto un minimo di confusione, nel senso che mi sembrava quasi che il termine etica fosse intercambiabile col termine sostenibilità, che è corretto, no? In parte, penso che poi in parte si debba andare al di là, nel senso che è mancato anche una visione di medio-lungo termine dell'impresa. Nella enciclica citata si fa appunto riferimento a questo orizzonte temporale, ne parlava anche Monsignor Pizziolo. Penso che sia assolutamente fondamentale sapere, cioè, faccio riferimento alla domanda, no? Che dice etica, finanza e impresa sono compatibili. Io credo che si possa essere, e chiedo scusa Enrico, la domanda è mal posta, nel senso che un'impresa non sopravviverà nel medio-lungo periodo se non ha comportamenti etici o se non ha comportamenti che la rendano sostenibile nel tempo. Poi, torno a dire, credo che il termine etica vada un po' al di là, giustamente per fortuna, al di là del termine sostenibilità, ma ogni impresa ha bisogno di legittimazione sociale. Se parliamo di una banca, se una banca, e secondo me appunto poi fare la distinzione tra finanza e impresa non è del tutto corretto, nel senso che le banche, ad esempio, se parliamo, sono delle imprese che svolgono attività nel settore finanziario. Credo che il tema dell'etica e della sostenibilità sia un tema importante per qualsiasi impresa, al di là di quale mestiere faccia. Ma se noi non abbiamo i clienti convinti che ci sia un rapporto positivo di scambio tra noi e loro, quindi contenti di essere nostri clienti perché pensano magari di ricevere del denaro e di pagare degli interessi,
ma avendo un valore positivo da quel denaro, perché riusciamo a consentire di sviluppare un progetto, ad esempio, di formazione di una famiglia comprando una casa con un mutuo o di investimento in un capannone o quello che è, piuttosto che non abbiamo dei dipendenti che vivono con senso di appartenenza alla vita dell'impresa, cioè cercano di andarsene appena hanno la prima occasione, piuttosto che non abbiamo delle comunità che ci percepiscono come cittadini positivi, inevitabilmente possiamo forse fare del profitto nel breve termine, non generiamo valore per i nostri azionisti nel lungo termine, perché è la finalità ultima di qualsiasi impresa, è quella di sopravvivere, quindi di avere degli azionisti, quindi di consentire anche per questi azionisti di percepire un valore generato, e questo ha senso soltanto nel lungo termine, perché se io scompaio ovviamente non sto facendo tutto questo e posso magari aver generato per 2 anni del buon profitto. Allora credo che sia fondamentale, e io condivido molto molte cose che sono state dette prima, avere questa forte percezione del fatto che non è un tema se sono o non sono compatibili, ma nella misura in cui non hai comportamenti etici che ti rendono socialmente benvenuto, socialmente accettato, inevitabilmente finirai per sparire dopo un certo periodo di tempo, e quindi non stai assolvendo il tuo compito. Dopodiché nascono alcune problematiche che vanno al di là, perché cioè, posso raccontare anche quello che abbiamo fatto in Unicredito. Abbiamo sviluppato, eravamo partiti discutendo dello sviluppo di un codice etico, poi siccome abbiamo coinvolto moltissime persone, tra le quali i sindacati, ci hanno detto un codice è qualcosa che viene imposto dall'alto, mentre una carta è un qualcosa a cui si aderisce, quindi cominciamo a chiamarla carta etica del gruppo. Poi alcuni colleghi dissero ma forse preferiremmo il termine integrità, perché integrità è l'adesione a un sistema di valori che si dichiarano e che si vivono nel giorno per giorno. Però poi quando abbiamo sviluppato questa carta dell'integrità ci siamo trovati a dover discutere, cioè di una carta dell'integrità ovviamente deve stare sopra al rispetto delle leggi. Ad esempio noi decidemmo in modo consapevole di non inserire la carta dell'integrità nel contratto di lavoro. Moltissime aziende fanno diventare la carta dell'integrità un pezzo del contratto di lavoro. Noi abbiamo deciso di no, perché sostenevamo che questo sarebbe stato svilire la carta dell'integrità, perché il rispetto delle leggi è un qualcosa che è richiesto. Io dico, ogni tanto mi è capitato anche in alcuni dibattiti di sentire alcuni amici che dicevano, faccio un esempio, responsabilità sociale dell'impresa è pagare le tasse, no? Dico no, scusate, quello è rispettare le leggi, che significa il punto di partenza. Poi da lì in avanti iniziamo a discutere del tema integrità, no? Quello è un punto di partenza, poi lì hai diritto alla cittadinanza, poi devi diventare un buon cittadino. Allora abbiamo fatto questa scelta sulla carta dell'integrità di non averlo come contratto, però eravamo andati a discutere tutta una serie di dilemmi etici, li chiamavamo, cioè di comportamenti che nel giorno per giorno, a fronte di un'assenza di contesto normativo, nel senso che c'è la libertà dell'uomo che deve scegliere, in questo caso dei nostri colleghi, dei nostri stessi, giorno per giorno, ad esempio, cosa significasse trasparenza. Vi faccio un esempio di tema, ad esempio, uno dei valori che abbiamo in azienda, il tema della trasparenza. Io mi ero posto il problema se fosse giusto o meno dire alla mia prima linea, essendo trasparente, a chi di loro secondo me poteva prendere il mio posto e chi no. Non è una cosa semplice, perché quando hai 10 persone che riportano a te e a qualcuno di loro dice guarda, tu sei arrivato al massimo delle tue competenze, quindi certamente l'amministratore delegato non lo farai, non è una cosa facile, perché hai sempre il timore così che si demotivi. Dopodiché, discutendone con un giudice con il quale abbiamo costruito tutto questo sistema della carta d'identità che ci ha aiutato, si occupava di giustizia riparativa e tutti gli anni, disse guarda Alessandro, è assolutamente fondamentale, perché uno dei problemi che c'è nella nostra società è che le persone non sono posizionate correttamente, cioè nessuno sa quali sono i propri limiti, perché partiamo dai nostri figli, no?
dicendo che se prendono 3 a scuola è stupida la professoressa, usualmente, cioè non diciamo che forse è sbagliato, no? Quindi, cioè, per cui è importante che tu in modo trasparente, aderendo al valore, faccia questo lavoro. Vi assicuro che non è stato facile per me, lo facevo in modo stabile, ma per darvi un'idea, e qua non c'è nessuna legge che dice se io lo devo fare o non lo devo fare, però noi abbiamo un valore della trasparenza e io mi ero posto il problema di che cosa significasse in questo caso specifico aderire al valore trasparenza. Allora, questo per dire che ci sono 1000 momenti nei quali devi fare delle scelte di adesione vissuta al sistema di valori, quella che noi chiamiamo integrità, che secondo me sono estremamente importanti per rispondere al quesito che abbiamo nella nostra. Chiudo questa mia prima risposta, ma poi andiamo avanti raccontando per darvi un'idea di quanto condivida il termine il tema della estensione tra economia ed etica. In Unicredito a un certo punto ci eravamo posto in problema come un gruppo di dirigenti di rendere evidente anche nei nostri comportamenti il fatto che non fosse importante solo generare dei risultati, ma fosse molto più importante di come li generavamo, e volevamo avere un meccanismo di testimonianza interna di questo fatto al quale noi credevamo, e quindi avevamo deciso di proporre all'azienda di costituire una fondazione che alimentavamo in parte come dipendenti, in parte come azienda, per svolgere attività nel campo del sostegno di fasce deboli, chiamiamole, di situazioni di difficoltà. E siccome la banca non poteva destinare una parte del proprio utile all'attività di beneficenza, dallo statuto dovevamo cambiare lo statuto, quindi dovevamo andare in assemblea. E ricordo che l'opposizione più forte venne dalle fondazioni bancarie, che dicevano: voi occupatevi di generare profitti, poi noi ci occupiamo di fare il bene, no? E qua ci fu un dibattito estremamente acceso, poi alla fine riuscimmo a convincere il Consiglio a proporre il cambiamento di statuto, cambiamo lo statuto in assemblea e creiamo quella che oggi è Unicredit Foundation, che è stata prima un'idea, oggi Unicredit Foundation. Però era stato un dibattito estremamente interessante, molto allineato a quello che diceva prima Monsignor Pizziolo, perché proprio il fatto del rendere evidente che la testimonianza vissuta nel giorno per giorno era importante per noi, veniva considerato quasi come un elemento di confusione di ruoli, no? Quindi voi fate la parte sporca e poi noi facciamo quella invece pulita. Credo che da questo punto di vista abbiamo forse percorso un attimo quello che poi ci è stato giustamente insegnato anche nell'ENCI. Grazie. Alessandro Profumo nel suo intervento, anche con l'aiuto di una serie di esempi che poi che aiutano a capire e calano poi i principi nella realtà, ha toccato una parola chiave che è scelta, perché noi possiamo darci tutte le regole di questo mondo, possiamo definire comportamenti corretti, ma soprattutto quando si fa impresa ci si trova di fronte spesso a delle scelte rispetto alla quale definire se queste scelte sono etiche non è così semplice. Monsignor Pizziolo prima parlava del valore sociale dell'impresa, citava le aziende che sono di proprietà di fondi, dicendo: ma in fondo a questi fondi che sono entità anonime cosa interessa
dell'impresa. Allora, io mettendo insieme un po' questi due elementi, volevo chiedere a Alessandro Valdanica, che è il presidente degli industriali di Treviso ormai da due mandati. Ormai è una cronaca, non vuol dire che lo è da troppo, sia ben chiaro, ma insomma, ci conosciamo abbastanza per non essere, perché le mie parole non vengano fraintese. Qual è il valore sociale di un'impresa? Poi su questo mi piacerebbe sentire anche Alessandro Profumo, che appunto spesso noi differenziamo come se un'impresa fosse un'industria, invece una banca fosse una cosa diversa. Ma il valore sociale di un'impresa non potrebbe essere semplicemente quello di produrre lavoro, di produrre benessere, che poi sono i due elementi che formano e che contribuiscono a dare dignità all'uomo, a dargli cittadinanza civile. E poi, quando un imprenditore si trova di fronte alle difficoltà, licenziare qualcuno è sempre una scelta non etica, o come la vive un imprenditore? Prego. Grazie, anche da parte mia una buona serata e un saluto a tutta la comunità vittoriese e grazie davvero prima di tutto all'associazione Nuovi Orizzonti, al suo presidente, per l'invito a partecipare a questo incontro, che devo dire ha il grande merito di, si sente meglio con questo? Sì, ha il grande merito di invitare tutti noi a riflettere su un argomento non certamente facile, ma che credo che sia quanto mai opportuno e necessario in una fase in cui la crisi porterebbe tutti noi a concentrarci sugli obiettivi di breve periodo. Invece io credo che vada dedicato il giusto tempo a riflettere anche sulle cause, quindi una prospettiva di più lungo termine, perché i temi di cui noi questa sera parliamo, quindi il rapporto tra etica, impresa e società e finanza, sono temi che riguardano il tempo presente, ma soprattutto credo che rappresenti anche un po' la prospettiva futura, rappresenti un po' anche il destino di tutti noi, delle nostre imprese, del nostro modello economico. Premetto subito che è un tema che non è facile per me da trattare, soprattutto in un momento come questo, e la domanda di Roberto Papetti in qualche modo l'ha evidenziato, perché io mi rendo perfettamente conto che nell'immaginario collettivo questa crisi pare allontanare le ragioni delle persone dall'impresa, perché certamente è sotto gli occhi di tutti che questa crisi si è riflessa anche in un incremento significativo della disoccupazione, quindi espulsioni di collaboratori dalle nostre aziende, quindi mi rendo conto che oggi è difficile parlare di dimensione sociale, è difficile parlare di etica, stante la situazione che stiamo vivendo, però io cercherò così di esprimere il mio personale concetto di etica e di responsabilità sociale di impresa per come lo vivo io, precisando e premettendo che il concetto di etica è un concetto relativo perché risente di una dimensione spaziale, perché essere etici in Italia è diverso rispetto a essere etici in altri contesti, quindi risente molto anche per esempio delle condizioni sociali, delle condizioni normative, e soprattutto è un concetto relativo perché risente molto anche del fattore tempo, perché evidentemente è un fattore che si evolve nel tempo. Allora, riconosco e ringrazio anch'io il signor Pizziolo perché nel suo intervento ha toccato alcune parti dell'enciclica del Papa Emerito Benedetto XVI, Caritas in Veritate, che invito tutti voi a leggere, perché io credo che per certi versi questa enciclica abbia il merito di sdoganare alcuni concetti sui quali forse qualche prevenzione c'era. Non a caso questa enciclica dedica molto tempo al concetto della crescita, dello sviluppo, del profitto, degli investimenti anche all'estero, quindi riferendosi alle società che vanno a investire in altre realtà. Quindi credo che è un documento che non a caso è stata emanata nel 2009, era luglio 2009, perché 7 mesi prima è scoppiata la grande crisi, e devo dire che la grande crisi del 2008 da una parte, l'enciclica Caritas in Veritate del 2009 hanno risollevato un po' il dibattito e le riflessioni sul concetto di etica e sul rapporto tra etica e impresa. Devo dire che però il dibattito che si è sviluppato è un dibattito che per certi versi a me piace anche poco. Non voglio allungare la domanda, ma mi aiuta ad entrare nel concetto di etica che vi dirò perché
si è posta troppa l'attenzione su alcuni strumenti, intendendo che quegli strumenti rappresentano di per sé la dimensione etica dell'impresa, perché tutti voi ricorderete quanto si è parlato di bilanci sociali, quanto si è parlato di responsabilità sociale di impresa, quasi come fosse che un'impresa che redige un bilancio sociale sia un'impresa etica, piuttosto che anche l'accezione stretta di etica sinonimo di legalità, secondo me ci porta fuori strada, perché non tutte le leggi sono etiche. Le leggi vanno rispettate, ma ci sono leggi che non sono etiche. Oppure cosa dire di un'impresa che produce, di una società che produce mine antiuomo, è un'impresa che si muove nella legalità, poi però il concetto di etica è un concetto diverso. E poi non mi piace, non voglio fare il bastian contrario, ma anche il termine di responsabilità sociale di impresa, che si trova in tutti i manuali, che è diventata parola d'ordine comune, e devo dire che parte da un presupposto sbagliato, perché introduce una visione risarcitoria, cioè parlare di responsabilità sociale dell'impresa significa che l'impresa viene vista come un corpo estraneo della società che deve compensare la società con qualcosa di diverso rispetto alla sua attività tipica, che è quella di produrre, di crescere, di fare investimenti, e deve risarcire, diciamo, la società per il fatto che esiste, perché il concetto di responsabilità significa che devi. Io piuttosto che responsabilità sociale di impresa preferirei parlare di integrazione sociale dell'impresa, che significa per certi versi essere coerenti rispetto al modello di sviluppo che abbiamo avuto in questo territorio, che in parte abbiamo perso per una perdita fondamentalmente di tipo valoriale, poi su questo concetto intendo ritornarci, perché non c'è alcun dubbio che lo sviluppo in questa nostra realtà trevigiana e veneta è stato incentrato su una forte relazione e interrelazione tra tre elementi che sono stati l'agire imprenditoriale, la dimensione sociale di questo agire imprenditoriale e soprattutto il radicamento sul territorio, quindi, e la centralità della persona. Quindi tre elementi che ci rappresentavano come, pur con i limiti di un modello che partiva magari con poche regole, in modo anche disordinato, in modo selvaggio, però io credo che quel modello abbia espresso in modo implicito una forma di integrazione sociale, stavo per dire di responsabilità sociale, proprio perché c'era una dimensione umana, una dimensione sociale, proprio per la forte interazione di questi tre elementi. Ecco, io credo, noi oggi siamo in una fase molto diversa rispetto a quella di 40-50 anni fa. Oggi viviamo un'economia fortemente globalizzata, un'economia della conoscenza, fortemente tecnologica, e sono queste delle evoluzioni, sono dei cambiamenti dai quali noi non dobbiamo scappare, noi dobbiamo convivere, anzi dobbiamo lavorare per rendere il nostro modello economico adatto alla globalizzazione, adatto alle tecnologie, coerente con questi elementi, e dobbiamo lavorare, e qui sta la sfida nel definire il nostro modello poi etico. Io credo che noi dobbiamo lavorare per rendere coerente il nostro sistema economico alla globalizzazione e alle tecnologie, cercando di coniugare l'efficienza che è richiesta appunto dal mondo globale con la solidarietà che è tipica di un modello sociale e che per certi versi fa parte della nostra storia. Ecco, io credo che rispetto alle origini forse abbiamo perso dei valori, nel senso che una qualche svalutazione di tipo valoriale l'abbiamo avuta. Io credo di non raccontare, di non dire delle novità, se per certi versi forse negli ultimi anni, magari adesso con questa crisi un po' meno, però basta che torniamo indietro di 6-7 anni, quando eravamo anche nel pieno di forte crescita anche in questo territorio, insomma qualche volta l'impresa veniva vista come un elemento quasi ostile, di disturbo, perché l'impresa, un nuovo capannone, portava immigrazione, portava traffico, portava inquinamento, quindi in quell'elemento, dico una svalutazione valoriale perché è molto diversa rispetto al concetto dell'impresa di quando siamo partiti con una stagione di crescita, di sviluppo, pur con i limiti che quello sviluppo ha avuto, dove lavorare nel passato, lavorare e offrire lavoro non
non erano solo occasioni di crescita materiale, ma era anche un dovere, era anche un senso di responsabilità. Qualche volta, forse qualche anno fa, lavorare veniva percepito come un male necessario, nel senso che mi rendo conto che forse sto dicendo delle cose forti, magari adesso che il lavoro purtroppo manca, ed è un vero dramma, però proviamo a riflettere sull'atteggiamento culturale dove il lavoro era percepito come un qualcosa non che consentisse di realizzare la dimensione umana della persona, ma si doveva andare a lavorare perché con questo ci si procurava il reddito, ma si riteneva che la vera vita cominciasse quando l'orario di lavoro era finito. Ecco, io credo che noi dobbiamo tornare a recuperare dei valori di riferimento, se vogliamo definire un modello sociale, un modello economico capace di coniugare, come dicevo prima, l'efficienza alla solidarietà. E allora arrivo al mio concetto di etica di impresa, chiarendo che quando parlo di etica di impresa non è che mi riferisco al fatto, a un qualcosa di diverso rispetto al concetto di etica. L'impresa è un sistema aperto, io l'ho definita, ed eravamo nel pieno della crisi 2009, l'ho definita senza timori una infrastruttura sociale che viene dopo la famiglia. Il mio concetto di etica di impresa, che non è diverso perché l'impresa è un sistema aperto, quindi vive nella società, deve essere fortemente integrato con la società, è quello che è diverso rispetto al concetto della corporate social responsibility, dove le imprese devono predisporre il bilancio sociale, devono comunicare o devono impegnarsi in attività filantropiche, sostegno alla cultura, che sono attività meritorie, ma non è il concetto di etica di impresa come lo intendo io. Per me un'impresa è etica se, muovendosi nell'ambito delle regole, quindi nel rispetto pieno delle regole, cerca di performare, di dare alla comunità qualcosa di più, inserendo nel proprio orientamento strategico anche il benessere della collettività, quindi non in un rapporto di scambio, siccome voglio fare profitto do alla comunità qualcosa di più perché questo è un rapporto di tipo risarcitorio. No, per me l'impresa è etica quando svolge bene il suo compito, che è quello di produrre, di investire, di fare profitto, perché il profitto è una cosa diversa rispetto alla rendita. Il profitto è il presupposto degli investimenti, è la giusta remunerazione del capitale investito, del lavoro. Semmai c'è un'etica legata al modo col quale si producono i profitti, c'è un'etica legata al modo col quale si impiegano i profitti, che è un concetto diverso rispetto al profitto. Il profitto di per sé è una cosa che la Caritas in verità sdogana un po' questo concetto, perché un po' forse di prevenzione sul profitto magari nel passato c'era. Il profitto è un presupposto perché se non c'è profitto non ci sono investimenti, se non ci sono investimenti non c'è crescita, non c'è sviluppo, se non c'è crescita e sviluppo non c'è occupazione, se non c'è occupazione non c'è ricchezza materiale, se non c'è ricchezza materiale non c'è benessere, quindi questo è il suo. Quindi un'impresa che svolga bene il suo lavoro, che faccia il suo lavoro in una dimensione sociale, che significa nella definizione delle mie strategie e della mia azione devo valorizzare tutte quelle iniziative che mi consentono di essere ancora più capace, ancora più competitivo, soddisfando anche i bisogni degli stakeholder, dei portatori di interesse diversi rispetto al semplice azionista, sapendo che questo dà un valore, e soprattutto integrando pienamente le risorse umane che rappresentano, guardate, il merito di questa crisi è quello che forse si capisce ancora di più che al di là della tecnologia che è importante, il fattore umano, il capitale umano rappresenta il fattore critico di successo e di sviluppo delle nostre imprese. Ecco, mettere la centralità della persona come fattore di realizzazione personale, perché il lavoro non è solo occasione di arricchimento ma è realizzazione delle persone, e dove l'impresa deve essere vista non solo come un patrimonio economico da difendere, ma deve essere vista come una comunità di uomini e donne che condividono esperienze, che condividono valori. Ecco, secondo me il concetto di etica di impresa è questo, quindi rimanere ancorati al proprio lavoro, ma ponendo l'attenzione su come viene svolto il lavoro, su come vengono utilizzate le risorse, la capacità di avere anche di essere parte attiva del territorio. E su questo volevo spendere un'ulteriore parola sull'essere parte attiva di un territorio, che non significa combattere la globalizzazione anche delle imprese, lo dice anche, lo ha detto anche Benedetto XVI,
che non si deve avere avversione verso gli investimenti all'estero delle imprese. L'importante è che questi investimenti non abbiano un fine speculativo, ma se questi investimenti sono finalizzati a conquistare dei mercati, se questi investimenti sono finalizzati ad aumentare la competitività dell'impresa, quindi a far crescere anche l'impresa, ben vengano questi investimenti. L'importante è che abbiano una finalità, diciamo, di un obiettivo di medio-lungo periodo, una finalità di rafforzamento della crescita e quant'altro. Io credo che tutto questo sia etico, e ai miei colleghi imprenditori io non mi permetto di dire quanti sono etici, quanti non lo sono, perché non sta a me, ma dico che essere etici non è solo una cosa giusta, è soprattutto una cosa conveniente, perché essere etici significa portare fiducia, perché un'impresa che opera eticamente nell'ambito della sua attività in qualche modo acquisisce la fiducia migliora i risultati, e i risultati evidentemente migliorano le occasioni di crescita e di sviluppo. Quindi credo che questa è una mia personale riflessione, non sono certamente un esperto, mi rendo conto che è una visione che risente molto della dimensione locale nella quale noi siamo, ma è un po' quello che dicevo prima, cioè io credo che il concetto di eticità risenta molto della dimensione spazio-temporale nella quale siamo, e anche il concetto di globalizzazione, chiudo davvero, anche il concetto di globalizzazione che prima toccavo, con la quale dobbiamo fare i conti e nella quale dobbiamo convivere per cercare di trasformare le minacce che ci sono state in opportunità anche per questo territorio. Ha una faccia, quella globalizzazione ha una faccia positiva e una faccia negativa, perché di per sé la globalizzazione, che significa apertura dei mercati, contiene degli elementi positivi che spingono nella direzione di far aumentare l'eticità delle imprese. Dall'altra parte la globalizzazione pone anche degli elementi frenanti all'eticità delle imprese. Quali sono gli elementi frenanti? Quello che è sotto gli occhi di tutti, lo ha toccato anche Monsignor Pizziolo, il fatto delle asimmetrie normative ed economiche, il fatto di avere regole del gioco profondamente diversi tra aree del mondo, e quindi è chiaro che questo è un elemento frenante della cosiddetta eticità dell'impresa, perché certamente l'impresa può essere portata a cogliere le migliori occasioni normative ed economiche laddove conviene, quindi è un elemento di per sé frenante. Però nel contempo ci sono degli elementi molto forti che secondo me sono un formidabile acceleratore dell'eticità dell'impresa, perché l'apertura dei mercati introduce un tema che è quello della trasparenza, cioè voi non credete, non pensate che i consumatori guardano sempre più e privilegiano sempre di più le imprese capaci di essere trasparenti? Ecco, io credo che siccome nella globalizzazione ci stiamo confrontando con mercati sempre più grandi, mercati sempre più popolati, questo rappresenta un acceleratore. Così come la globalizzazione ci ha fatto passare da una dimensione individuale del lavoro a un lavoro che interagisce molto di più. Mi riferisco al concetto delle filiere di impresa, mi riferisco al concetto delle reti di impresa. Quindi anche questo è un fattore di accelerazione dell'eticità di impresa, perché lavorare da soli e basare la relazione su un rapporto di scambio fornitore-cliente, il rapporto fornitore-cliente introduce un elemento di negoziazione quasi di ostilità, una logica se uno vince l'altro perde, ed è una logica che io credo sia poco etica. Oggi si ragiona molto di più in termini di reti di impresa, di filiere, che introduce un concetto di cooperazione, quindi di capacità di condividere, dove per esempio le innovazioni di impresa sono sempre più forme condivise tra imprese, e certamente quando c'è condivisione si introducono concetti di fiducia, di rispetto e conseguentemente di eticità. Ecco, io credo quindi che la globalizzazione, che tanto ci ha preoccupato, abbia delle facce negative, che sono quelle che ho detto prima, le asimmetrie economiche e normative, ma abbia anche degli elementi straordinariamente positivi che ci fanno muovere nella direzione dell'etica di impresa. Vedevo che prendeva appunti lei, ovviamente si alza il dito e poi
il moderatore mi dà facoltà di parola, se non lo alza ripasso. Piccolo pensiero in seguito all'intervento del dottor Mandanica. Allora, lui diceva che c'è stata per certi aspetti negli ultimi anni, negli ultimi decenni, una mentalità anti-impresa, parlava così, non mi pare, e credo che sia vero per vari motivi. Pensiamo alla mentalità di matrice marxista, che esaltava la lotta di classe. L'impresa era il nemico. C'è stata una forte dimensione in questo senso qui. L'ho respirato anch'io e l'ho vissuto anch'io. Ho fatto un periodo di lavoro in fabbrica proprio tra l'ultimo anno di teologia e l'ordinazione, quindi nel 73-74, negli anni caldi. Ma ricordo, la mentalità era questa: il padrone era il nemico, chiunque fosse. Ma rispetto anche alla mentalità cattolica, una certa mentalità cattolica, un po' pauperistica, ha visto nell'impresa una cosa negativa. Corpo estraneo. Non tutta perché grazie al cielo c'è stata una mentalità cattolica che ha sfornato centinaia di imprenditori. Pensiamo a quella zona lì di Possagno, la scuola di Fonte, tanto per dire, no? Le scuole professionali che sono queste delle cattoliche, però c'era un corrente cattolica tipo pauperistico che vedeva nell'impresa quasi una... oppure la mentalità più tarda, la mentalità verde. C'è stata, forse questo è il frutto anche del benessere che abbiamo vissuto. Oggi, data la mancanza di lavoro, si è riscoperto il valore dell'impresa. Parlavo proprio con un sindacalista l'altra sera e diceva che oggi c'è veramente questo fenomeno, l'attaccamento all'impresa, una forma di alleanza che si era dimenticata, che era all'inizio magari, no? All'inizio, quando negli anni 50 sono nate le prime imprese, che però c'era alleanza perché il padrone chi era? Era uno di noi, che aveva cominciato, quindi conosceva tutti, però questa alleanza era di tipo paternalistico molto, che poi ha generato quella crisi o quella reazione anche per degli aspetti. No? Oggi si riscopre quindi in senso più consapevole. Io credo che possa, non è detto che avvenga sicuramente, ma possa innescarsi un processo virtuoso, un circolo virtuoso, perché le maestranze sono più consapevoli, gli stessi datori di lavoro sono più consapevoli, e credo che questo oggi, data questa crisi, possa anche innescare un processo virtuoso in cui c'è un rapporto più consapevole, più di alleanza e anche in questo senso eticamente più serio e più solido. Potrebbe anche innescarsi un processo negativo, perché diventa una complicità negativa. Mi pare che, io spero di no, mi pare che possa essere in senso positivo. Grazie. Io volevo chiedere una cosa a Alessandro Profumo. Tu sei un capo azienda, hai fatto capo azienda in questi anni, oggi sei presidente di una realtà complessa. Una delle scelte a cui sono stati costretti i capi azienda, soprattutto di realtà importanti in questi anni, è ridurre il personale. Quindi far uscire dalla dimensione del lavoro centinaia, in qualche caso decine, in altri casi centinaia di persone. È vero, con gli ammortizzatori sociali, con gli scivoli, però insomma cambiando improvvisamente il destino di persone che hanno poi consentito questa scelta, perché era alla fine una scelta per certi aspetti obbligata, economicamente conveniente, soprattutto alla luce delle incertezze del nostro sistema pensionistico, insomma le ragioni che molti sanno. Rispetto a questa azione, a questa opera di ristrutturazione, insomma i giudizi che spesso si sono ascoltati non erano sempre giudizi positivi e in molti casi si percepivano anche delle forti
critiche di tipo etico. Allora, come si pone un capo azienda rispetto a questo tipo di grandi scelte? Io rischio la preoccupazione di fare qualcosa di non etico, o comunque che contrasta un sistema di valori. Quanto conta, quanto incide? Se incide naturalmente. Allora, intanto penso che poi ogni persona reagisca in modo diverso di fronte a questo stimolo, quindi penso di parlare per una vasta platea di capi azienda, ma non necessariamente per tutte. Intanto è ovvio che quando si deve operare la scelta di ridurre gli organici di un'azienda si soffre, perché si sa che si incide su delle persone, come dicevi tu, cioè su delle famiglie, che comunque hanno un cambiamento nel loro assetto di vita. Poi, per dire, noi, nonostante le riduzioni significative che abbiamo fatto e che dovevamo fare, le abbiamo sempre fatte senza licenziare, no? Credo che sia una cosa importante, perché abbiamo sempre accompagnato tutti alla pensione, ma certamente c'è una sofferenza, però credo che il primo dovere etico di un capo azienda sia di far sì che l'azienda possa sopravvivere, perché se io per non svolgere questa sofferta attività di riduzione degli organici faccio andare l'azienda a carte 48, perdo un posto anche militare. Questo deve essere molto chiaro, perché sennò ci stiamo prendendo in giro. Quindi è una scelta certamente complicata, perché appunto si incide su delle persone, ma vogliamo far sì che l'azienda sopravviva o vogliamo far sì che l'azienda scompaia. Cioè purtroppo il costo del lavoro non è una variabile indipendente, come si diceva negli anni 70. Il vero tema, secondo me, più sfidante dal punto di vista etico per il capo azienda è capire se ha fatto tutto quello che poteva per far sì che la sua azienda, essendo competitiva, essendo più brava nello sviluppare prodotti di altri, essendo più brava nello sviluppare relazioni con la clientela di altri, essendo più brava nel fidelizzare le persone, essendo più brava in tutte queste cose, è riuscita a cogliere tutte quelle opportunità di generazione di fatturato che gli consentono di mantenere più persone. Questa è la vera sfida su cui dobbiamo interrogarci. Cioè abbiamo fatto tutto quello che potevamo per far sì che la nostra azienda conquisti quote di mercato all'estero, adesso io non mi scoccio a parlare del mio passato, ma avevo preso un'azienda che aveva 15.400 persone, l'ho lasciata che ne aveva 162.000. La direzione generale di quell'azienda, quando sono arrivate era più o meno di 1.000 persone, quando sono andata via era più di 5.000. Comunque che vada o che non vada, avevamo creato circa 4.000 posti di lavoro nella direzione generale. Cioè, quindi, ma tutto questo per dire che ci sono delle domande che poi si fanno anche un sacco di errori nella vita, ma credo che sia questo, diciamo, il tema fondamentale su cui ci si debba interrogare. Vorrei ritornare alla domanda precedente sulla dimensione sociale dell'impresa, se posso un secondo, perché hai detto avresti rivolto anche a me questa domanda, e credo che sia importante, e sarò veramente breve. Quando Monsignor Pizziolo, citando Caritas in Veritate, diceva ma la Dolomite, diciamo, in fondo, non mi ricordo di dove, in fondo dice cosa gli interessa ha fatto un giusto riferimento al rapporto fra proprietà e valore sociale dell'impresa, e devo dire qua, poi magari l'amico Alessandro Vardani, che non condivide quello che io dico, è un problema che è anche molto forte con le aziende familiari, nel senso che molto spesso delle famiglie o degli imprenditori hanno un po' la mentalità della pre-one delusion, cioè non hanno una visione, ad esempio non facendo aggregare l'azienda per non perdere il controllo, no? O cose di questo genere, e
credo che sia estremamente importante avere da parte di tutti noi. Tenete presente che sempre il diritto fallimentare è cambiato in questo senso per consentire la continuità di impresa in molti casi che poi possono diventare anche problematici per i concorrenti, no? Come dice l'amico Spizzi, è un concetto che è entrato anche nel diritto italiano. Sapere che l'impresa ha un valore sociale indipendentemente dalla proprietà. E cos'è questo valore sociale? Fondamentalmente l'insieme di saperi che laddove l'azienda fallisca si disperdono, non si ricreano. Non è solo occupazione, ma è il fatto che quell'occupazione è organizzata in un insieme appunto di saperi che consentono di far sì di fare delle scarpe che non si fanno da altre parti, piuttosto che dei beni che difficilmente si potrebbero ricreare laddove si disperda questo nucleo aziendale. Per me il valore sociale è questo insieme di elementi che chiaramente sono fatti dalle persone che ci lavorano, dai saperi che quelle persone ci portano, dall'organizzazione che quell'azienda ha, magari dal marchio, magari dalla rete distributiva, magari da un insieme di cose che hanno un valore indipendentemente dalla proprietà. Questo è un qualcosa che secondo me in Italia non abbiamo particolarmente sviluppato. E fatemi dire che il problema della dimensione di impresa in quest'area del paese stiamo soffrendo moltissimo e noi lo vediamo. Una cosa importante per il Montepaschi, il nord-est è più importante della Toscana, giusto per chiarircelo, così come dimensione per l'azienda. Qua abbiamo molte più sofferenze che in Toscana, perché purtroppo questa è un'area, che anche in Toscana ci sono micro e piccole aziende, ma questa è un'area del paese in cui le piccole e micro aziende sono più rilevanti che altrove e ahimè in questa crisi, lo diceva prima Alessandro Ardani, questa è una crisi che fondamentalmente ha colpito la domanda interna, c'è poca domanda interna, temo che non avremo domanda interna per parecchio tempo, comunque in crescita, perché il reddito disponibile delle famiglie non crescerà. Si badi bene che in Italia non è una crisi finanziaria, è una crisi fondamentalmente economica, di modello, non voglio entrare in questo campo perché apriremo e qua stiamo soffrendo in modo particolare. E questo purtroppo accade molto spesso perché c'è un'identità totale fra impresa e proprietà. Dobbiamo riuscire a capire che progressivamente questo è un elemento fondamentale, guardate, in tutto il mondo le aziende familiari sono fondamentali, anche negli Stati Uniti, sia ben chiaro, ma lì hanno un concetto di rapporto fra l'impresa e la proprietà diversa, per cui ad esempio accettano di restare una famiglia rilevante per l'impresa, anche managerialmente, ma con quote di minoranza, perché accompagnano l'impresa alla crescita e sanno che la sopravvivenza dell'impresa è più importante del fatto che loro la controlli. Non so se sono chiaro. Allora credo che e nell'enciclica a questo si fa riferimento, perché lo ricordo bene, si fa proprio riferimento al tema del bisogna avere chiaro che quel nucleo impresa ha un valore al di là dell'assetto proprietario dell'impresa stessa, e credo che questo sia un elemento molto rilevante. Scusa, ti faccio, spero che mi perdoneranno, siccome hai citato gli Stati Uniti, ti faccio una domanda un po' diretta, ma esistono dei capitalismi, o meglio, dei sistemi capitalisti più intimamente etici di altri? Cioè esistono dei modelli di sistema economico che sono più etici di altri? Penso di no, nel senso, io mi fido sempre di chi si arroga il diritto di avere una superiore moralità, nel senso che mi fa sempre molta paura, perché appunto penso che la misurazione dell'eticità sia legata a un insieme di elementi che appunto credo siano regole, controlli, ma soprattutto valori e comportamenti integri, cioè coerenti in quei valori, ed è difficile dire chi lo è di più, chi lo è di meno. Ad esempio negli Stati Uniti, dove ci
sono stati chiaramente comportamenti non etici, non solo non allineati alle regole, e anche altrove che c'è una maggiore tendenza a espellere dal mercato chi non ha rispettato i comportamenti e le regole. Da noi invece c'è un po' più di tolleranza, come diceva prima Alessandro Vardanica, devo dire, a me fa un po' di paura, ci sono leggi non etiche, no? Ad esempio uno dei temi che io continuo a sostenere nella nostra azienda, che come noto ha qualche problema, attenzione, ci possono essere regole che uno considera non corrette, ma le regole finché ci sono vanno rispettate, al limite lotto per farle cambiare. La cultura del tagliare gli angoli è una cultura pericolosissima. In Italia abbiamo una cultura del tagliare gli angoli piuttosto rilevante, poi siamo in una certa sede, non vorrei dire forse anche perché abbiamo la confessione, no? In altri ambienti dove c'è un rapporto un po' diverso con insomma, la cultura protestante da questo punto di vista è un filo diversa, no? Sotto certi aspetti, ma adesso io non voglio entrare, io sono stato scavo marcatamente cattolica, però dico il tema del tagliare gli angoli ha certi gradi di pericolosità, no? Allora, poi forse in Italia questo problema ce l'abbiamo un po' più forte anche per motivi politici, non voglio fare altri commenti, ma penso che recuperare una cultura della legalità forte e anche una cultura del lottare per far cambiare le regole che si reputano sbagliate, ce ne sono tante, sia fondamentale, perché se no noi viaggiamo in uno stato di anarchia che non ci consente di incidere. Sono partito dalla domanda se ci sono sistemi capitalistici più o meno etici. Allora, io credo che il sistema poi capitalistico europeo, un sistema basato su forti sistemi di welfare, sia un sistema che consente di avere una coesione sociale, e giustamente prima Monsignor Vizioli diceva, guardate che l'assenza di coesione sociale distrugge il mercato, cioè lo dice l'enciclica, no? Credo che questo sia fondamentale. Guardate, noi abbiamo un miracolo in Italia, perché non si sa per quali motivi, ma fondamentalmente perché abbiamo un sistema di welfare familiare forte, non abbiamo ancora una rivoluzione nelle strade, perché oggi con il livello di disoccupazione diplomatici che abbiamo potremmo avere molti più problemi, no? Quindi il nostro sistema è un sistema che funziona abbastanza, però è un sistema che ha meno capacità di reagire. Il sistema americano è un sistema molto diverso dal nostro, ha più capacità di reagire. Migliore quello è migliore il nostro, io preferisco ancora il nostro, però se non riusciamo a ritrovare una capacità di reazione corriamo il rischio di distruggere tutto, perché comunque il welfare qualcuno lo deve pagare, ad esempio. Allora credo che a me piace più che cercare sempre il modello perfetto, capire i comportamenti umani e le scelte che ognuno di noi fa e che poi la comunità nel suo insieme fa, come consentono di eliminare i punti deboli e far leva sui punti forti, mentre qua secondo me abbiamo sempre un po' un atteggiamento di fare cenno verso chi sta a fianco, no? Ci sono i media, sono le banche, sono le imprese, sono qualcun altro, e nessuno si prende la propria responsabilità e dice io domani mattina che devo fare perché le cose cambiano. E credo che non mi piacerebbe di più entrare in questo tipo di mentalità. Alessandro Vardanica, ieri, anzi oggi, i giornali, il mio giornale adesso, non so se anche gli altri l'hanno fatto, hanno raccontato l'ultima iniziativa di Luxottica in campo sociale. Luxottica ha deciso di rimborsare i corsi di recupero di tutti gli studenti che ne hanno bisogno, non solo i figli dei propri dipendenti, ma tutti i ragazzi che vivono nei paesi in cui Luxottica ha insediamenti produttivi, e come ben sappiamo ne ha diversi in questa fascia di territorio. Allora chiedo,
Questo è in base al ragionamento che ha sviluppato prima, è un comportamento particolarmente etico o invece è un'azienda paterna, è una forma di rinnovata di paternalismo aziendale, o forse una forma di farsi perdonare il fatto di avere poi investito molti capitali all'estero? Ma al di là di queste che possono apparire domande un po' provocatorie, è un modello imprenditoriale che ha ancora senso questo, invece un'eccezione di un'azienda, di un modello irripetibile? Mi fai sempre domande difficili. Beh, io prima di tutto Luxottica non ho sbagliato nulla, nel senso che Luxottica da qualche decennio da questa parte ha fatto quello che noi stiamo dicendo che dovrebbero fare le imprese nell'ambito del processo produttivo, che deve vedere le imprese più capaci di conquistare i mercati, di stare sui mercati, di presidiare la distribuzione, di gestire le fasi a monte e a valle della parte produttiva. Però detto questo, certamente Luxottica con questo welfare aziendale prima di tutto ha incorporato quella che prima definivo l'etica dell'impiego dei profitti, cioè Luxottica con questo modello sta impiegando bene i propri risultati, non solo è eccellente nella produzione dei risultati, nella conquista dei mercati, ma poi impiega bene le proprie risorse, dandoci un messaggio molto forte che va colto, che è un po' quello che diceva anche prima Alessandro Profumo, che il welfare così come lo conosciamo noi, che è un welfare centralistico e che per definizione era capace di soddisfare qualsiasi bisogno, è un welfare che non tiene più. Noi oggi dobbiamo far diventare il welfare molto più locale, dobbiamo portarlo all'interno delle aziende e credo che la politica debba agire per mettere le aziende nella condizione di produrre risultati per poter soddisfare i bisogni di welfare nella dimensione locale, perché lo schema classico, il cittadino domanda e lo Stato risponde, non funziona più, perché non ci sono risorse nello Stato, quindi noi dobbiamo... Lo Stato deve occuparsi di qualcos'altro, deve certamente garantire i livelli minimi di sussistenza, un livello minimo di welfare, ma noi dobbiamo spostare l'attenzione, il baricentro della contrattazione del welfare, dobbiamo cercare di spostarlo a valle, di soddisfare i bisogni direttamente nei territori piuttosto che nelle imprese. Certamente Luxottica ha la capacità di farlo perché ha una dimensione, non solo i risultati, ma anche una dimensione che le consente di internalizzare questi interventi a sostegno dei bisogni di tipo sanitario piuttosto che di altro tipo dei propri collaboratori. Nella realtà trevigiana, nella realtà veneta è un po' più difficile in considerazione della dimensione ridotta delle nostre imprese, però questo, siccome noi siamo convinti che questa sia la direzione di marcia, è un po' quella progettualità che abbiamo sviluppato e che stiamo portando avanti e che abbiamo introdotto nel 2001, tra il 2011 e il 2012 come associazione, che sono quelle iniziative di welfare di tipo territoriale. Come associazione ci siamo fatti carico di gestire interventi di sostegno e di promuovere iniziative di sostegno proprio come associazione per conto dei nostri 2500 imprenditori associati che singolarmente presi non riescono a gestirlo, ma attraverso la loro associazione possono definire strumenti di contrattazione con le organizzazioni sindacali e conseguentemente di soddisfazione dei bisogni. Quindi è un comportamento etico, io dico è un comportamento corretto per la questione che il welfare nazionale non è più in grado di soddisfare e di rispondere ai bisogni dei cittadini, e certamente è un modello etico dal punto di vista dell'impiego dei risultati, di un corretto impiego dei risultati, che è quello che dicevo prima. Questi comportamenti virtuosi, nella misura in cui fanno parte della strategia di impresa e non sono gestiti con un atteggiamento paternalistico, stimolano fiducia, qualità delle relazioni all'interno dell'azienda e qualità delle relazioni dell'azienda col mondo esterno, e quindi la fiducia, il rispetto alla qualità delle relazioni dà spinta propulsiva, dà valore all'impresa che viene percepita come un'impresa a minor rischio, un'impresa capace di muoversi anche nei mercati, quindi c'è una coerenza a tutto tondo tra la capacità di produrre prodotti apprezzati dal mercato e la qualità e la soddisfazione delle risorse umane che lavorano al proprio interno, non sono due ambiti distinti, quindi fa parte di un modo di intendere e di gestire l'impresa. Certamente dobbiamo però
condizioni affinché si sviluppino questi comportamenti virtuosi, e questo mi porta a dire che in questo paese noi dobbiamo partire dalle fondamenta. Io mi ostino a dirlo, sarà un percorso più lungo, ma se non partiamo da lì noi non risolviamo i problemi e saremo sempre in rincorsa. Cioè, certamente noi abbiamo bisogno che questo paese faccia tutte quelle iniziative, la fiscalità, il costo del lavoro e tutto quello che diciamo ogni giorno, ormai sono anche stufo di dirlo, però io credo che a monte che tutte queste cose che mancano siano il frutto, il risultato di quel decadimento valoriale, di quella mancanza anche di etica, certamente in ambito pubblico, qualche volta anche in ambito privato, perché io mi sento tranquillamente di dire che noi abbiamo impostato una società, non so dire da quando, ma insomma probabilmente della degenerazione che è il nostro debito pubblico. Il debito pubblico è figlio di una società incentrata esclusivamente sui diritti. Noi dobbiamo riscoprire l'etica della responsabilità, l'etica del dovere, dove il diritto esiste nella misura in cui ti fai carico di un dovere nei confronti per concorrere al bene comune. E allora qui dobbiamo riscoprire queste parole d'ordine, dell'impegno, della responsabilità, dobbiamo lasciar perdere quegli atteggiamenti, quelle logiche corporative, indifferenti al bene comune, mirate esclusivamente sulla protezione dei propri interessi. Lo dico anche come presidente di un'associazione degli industriali, che è un'organizzazione sindacale degli imprenditori, che magari nel passato ha assunto logiche di tipo corporativo, di difesa dei propri interessi a prescindere da. Io credo che questa sia una logica che noi dobbiamo mettere in discussione, non è facile, però se vogliamo essere etici dobbiamo essere coerenti, perché l'etica è diversa rispetto alla morale. La morale è il dovere verso se stessi, l'etica invece è la responsabilità in una dimensione collettiva, quindi il fatto di concorrere al bene comune, di farsi carico di un pezzo. Allora, questo vale per il privato, quindi no a logiche corporative, il paese non può andare avanti se tutti hanno ragione e tutti lottano per portare a casa il di più di quello che possono. Dopodiché se entriamo nel pubblico corriamo il rischio di fare domani mattina, cioè serve certamente il recupero di un'etica pubblica, dove ci deve essere una capacità, partendo dai valori condivisi, dai valori di riferimento, di definire poi i programmi coerenti, di definire una classe dirigente che sia portatrice degli interessi del bene comune, che sia portatrice di competenza, di capacità di dare conto di come usa le risorse pubbliche e con quali risultati. Ecco, io credo, sì, mi rendo conto che sono cose banali, però ho l'impressione che se non partiamo da lì potremmo fare la miglior riforma fiscale. La riduzione della tassazione dal 60% portarla al 30%, magari miglioriamo le cose per le imprese, le rendiamo un po' più competitive, però rimane del marcio se non tocchiamo uno stile incentrato esclusivamente sui diritti e sui tornaconti di parte. Tempo che abbiamo a disposizione, anche perché Alessandro Profumo deve ritornare a Milano, il mio piccolo ritornare a Venezia. Io volevo fare una considerazione, una domanda, poi chi vuole rispondere. Può sembrare un po' laterale rispetto alle cose che abbiamo detto, ma non mi sembra. Nel nostro ordinamento, ma anche nella nostra concezione sociale, c'è una figura che è considerata una sorta di reietto della comunità economica, quindi colui che etica non solo ha violato le regole dell'etica o comunque non è riuscito a fare rispettare, ma insomma è una persona che ha fallito appunto nei suoi obiettivi ed è l'imprenditore che fallisce. Ora, non sarebbe, chiedo a voi, più giusto considerare il fallimento un normale passaggio, una normale evoluzione in una società che cambia a una velocità
enorme, invece di marchiare gli imprenditori che semplicemente magari si sono trovati a capo di un'azienda matura, non hanno sbagliato nulla, eppure nei loro confronti c'è questa sorta di marchio di ignominia che la nostra legge, a differenza di quanto succede in altri paesi, è molto severa, è molto forte. In realtà in tutti i settori ci sono cose che, tutti gli ambiti della vita, cose che muoiono, cose che nascono, perché non dovrebbe succedere anche nel mondo delle imprese? Anche questa non è una forma di ipocrisia che in fondo percorre molto del nostro sistema economico anche nei rapporti con l'etica. Credo che ci siano modi diversi di fallire, no? C'è una classificazione giuridica per cui il fallito perde alcuni diritti. Posso anche essere d'accordo, il fallito dei componenti dei consigli di amministrazione delle società fallite. Posso essere d'accordo che bisogna dare una seconda chance. Credo che al di là degli aspetti formalistici sia fondamentale cercare di capire le modalità con le quali si va a questo passaggio traumatico dell'impresa, perché ricordiamoci che ci sono dei casi nei quali purtroppo il fallimento avviene perché ci sono stati dei comportamenti o illeciti o assolutamente sprovveduti o difficilmente accettabili da parte di chi ha una responsabilità di un'organizzazione aziendale, un'organizzazione fatta di persone. Quindi io credo che nel nostro diritto sono stati fatti, come dicevo prima, dei passi avanti significativi, perché il tema della continuità di impresa, proprio in quell'ottica della dimensione sociale, è stato fortemente valutata con i cambiamenti dall'articolo 67, 182 concordati e così via. Purtroppo molti imprenditori l'hanno utilizzato in forma impropria, tant'è che il Presidente Squinzi in Assemblea Nazionale ha sentito il dovere di dire che andava rivista questa norma, perché il buon imprenditore viene danneggiato dal concorrente che utilizza questo strumento. Ma credo che oggi il problema della continuità è stato fortemente considerato. Le banche stanno cercando di accompagnare anche questi fenomeni, spesso in modo sofferto, perché quando vediamo che l'imprenditore si riacquista l'azienda, magari a nome della moglie, un pochettino ci disturba, diciamo, uso un eufemismo, non della moglie ma del cugino, insomma ne abbiamo viste tante di situazioni di questo genere. Però, torno a dire, soprattutto, a dire un po' tutte le banche, soprattutto quando si hanno delle forti quote di mercato in alcune aree, vedere che un'impresa sparisce in quell'area ovviamente a noi genera dei grossi problemi, ma non solo perché sparisce l'impresa, ma perché gli occupati, che sono i nostri dipendenti, i nostri clienti, perdono il salario, quindi magari non ci ripagano i mutui, non ci pagano il credito al consumo, piuttosto che consumano i depositi che hanno preso di noi, cioè si generano dei problemi che anche a noi generano parecchie difficoltà. Qua secondo me uno dei temi è cercare di togliere giudizi valoriali a questi fenomeni aziendali, cioè dovremmo togliere il marchio negativo al concetto di fallimento e dire che se uno fallisce perché ha rubato non l'aplicano in modo molto che va contro, non specifica, ma contro uno dei mandamenti. Punto, cioè, mentre invece facciamo sempre un po' di confusione, no? Allora, credo che bisogna essere un po' più, cioè sei fallito, hai sbagliato, se riprovi, ripartiamo, l'importante è che hai fatto un errore in buona fede
di questo mi sento molto sereno su questo. Non so se... cioè, credo che quello sia una discriminante fondamentale. Poi chi non ha fatto degli errori, persona molto fortunata, temo che ha fatto poco. Volevo aggiungere un contributo su quest'ultimo quesito, che non è facile certamente perché si entra nella sofferenza individuale. Indubbiamente il fallimento non è solo la questione che la società considera fallito per l'appunto chi chiude un'attività imprenditoriale, è anche come lo vive l'imprenditore il fallimento di una propria azienda, ed è qui il passaggio che dobbiamo fare, cioè il passaggio è che il fallimento, la chiusura di un'attività imprenditoriale, per l'appunto l'insuccesso di un'attività imprenditoriale non finisce la vita, non è il fallimento della vita perché non riesci in una certa attività. Quindi credo che la società certamente deve vedere in modo diverso il fatto che le imprese possono nascere e morire, ma è anche l'imprenditore, per come l'imprenditore è cresciuto e si è sviluppato in questo nostro territorio, che deve saper distinguere il fallimento di un'impresa, di un'attività imprenditoriale rispetto invece a quella che è, diciamo, la fine di una vita. Sulla questione dei concordati, anche qui volevo che si accompagna un po' al concetto che dicevo prima dell'atteggiamento individuale, perché di per sé, quando è stata fatta la riforma del diritto fallimentare nel 2004 e poi è stato, diciamo, l'istituto del concordato è stato rafforzato con sistemi successivi, di per sé la ratio di quell'istituto non era una ratio sbagliata, perché la logica era quella di dire: quando uno fa un concordato, un fallimento, si passa da una logica liquidatoria a una, che vuol dire chiudi e beni, una logica liquidatoria, a una logica di cercare di recuperare il buono che c'è in un'impresa. Quindi di per sé la ratio è corretta, è l'utilizzo dello strumento che è sbagliato, cioè è l'imprenditore. Se c'è un imprenditore che fallisce, pur avendo fatto bene il suo lavoro, fallisce, e c'è qualcun altro che dice: beh, lì c'è un patrimonio di risorse umane, c'è un patrimonio di tecnologia, ci metto del mio, un altro imprenditore diverso, e provo a ripartire io perché ho delle idee, e recupera forza lavoro e riesce a ripartire. Questo è un esempio certamente virtuoso e utilizza lo stesso strumento. Altra cosa è l'utilizzo, l'abuso dello strumento dell'imprenditore che fa il furbo, dice: chiudo, faccio un concordato, tiro un petardo ai creditori che così rimangono col cerino acceso, e io riparto con la stessa società, con un altro nome, con un'altra. Ma lo strumento può essere corretto, ma è l'uso sbagliato, e si richiama a quelle considerazioni di tipo valoriale che a mio avviso rappresentano le fondamenta sulle quali agire. Bene, io non so se Enrico tu vuoi chiudere tu, visto che il mio compito è quello di moderare. Spero di esserci riuscito. A te la parola. Beh, il dibattito mi sembra che abbia offerto tanti spunti di riflessione a tutti noi. Ha toccato un tema di striscio che è quello della legalità, e come dicevo all'inizio sarà il prossimo tema sul quale chiameremo altri interlocutori a ragionare e richiameremo tutti voi a partecipare, sperando che questa serata sia stata una serata di soddisfazione. Grazie a voi, grazie ai relatori, grazie di cuore. Io disturberò di nuovo Sua Eccellenza per approfondire alcune delle sue affermazioni, perché mi sembrano molto interessanti per la nostra comunità. È una comunità che ha tanto bisogno di ragionare sui temi dell'etica e sui temi della legalità. Grazie a tutti e alla prossima.